C'era questo meschino, insomma, che stava a fare un vestito, che io, insomma, stava a fare un vestito elegante, picchiava a nascere cazzita, era il suo primo appuntamento amoroso, non c'era abituato, voleva bello vestito e lo voleva, no di chino confezionato così, pret-à-porter, no. Io volevo un vestito di chino fatto dal sarto, disegnato bello ringodo, sistemato, preciso, tutto fatto, insomma doveva essere perfetto, un guanto come si dice, no? Se non che un amico dice, guarda, ti presento un sarto, ci vai, effettivamente si presenta, che non ci pigliava i musori, del braccio, da vita, do dei ranocchi, il cavallo, tutto questo camurrì. A un certo punto ci guardi, torni tra 15 giorni, dici che facciamo, dice, la prova finale, e ce lo faccio trovare tutto ingiumato, si chiama ingiumato, no? A un certo punto, sono un nervo dal sarto, io si tornasse fra 15 giorni che le faccio trovare il vestito ingiumato, va bene? Se non che dopo 15 giorni che ci torna, ci fa questa prova del vestito, per lui era già finito, si trattava solo di lovare, c'è proprio ingiumatura di un gordo, le ultime cose, ci prego, si mette il suo vestito, c'è il camarino, poi viene qua che c'è lo specchio, tagliamo a sé, perché si mette il vestito, appena si tagliava un specchio, c'aveva una manica della giacca che era non più lunga, da 4 dita più lunga, no? Cioè una era più corta da 4 dita e l'altra da 4 dita più lunga, cioè si tagliava un specchio, c'era una manica lunga e una corta. Scusi, come si chiama? Scusi, c'è una manica più lunga e una è più corta, cioè si vede a occhio, non è che sono questione di millimetri, qua parliamo almeno 4 dita, scusi. No, ma che sta dicendo? Scusi, io sono un artista, sono un professionista, ci pare che sono io un costuriere da così per accomodare, un sarto, dice io sono uno stilista, ma che fa? Stiamo giocando, la giacca è perfetta, che lei è messo male, scusi, come messo male? Certo, lei scusi, se lei si tira un pochettino il basso, si trassa un poco, se lei, scusi, quale che la longa, allora starà sto razzo, ma come? Starà sto razzo, starà un razzo, trassa un poco da qua, ecco, se lei stira questo e tira questo, se taglia a ora. Effettivamente no, di essere ora giusto, non è che di essere ora è perfetto, però scusi signor stilista, scusi, ora vabbè, a giacca ci siamo, però dei pantaloni ci misura così, c'è una yammala casacchiana e una casicina, perché lei è messo asimmetrico, come se scetto, perché starà ma così, lei questa così, la usa che si piega, vieni che torno non le vedo, effettivamente è giusto, però scusi, ma mi tira un pochettino la secchietta della giacca, no, lei un poco, chiucca, un altro po', perfetto, c'è com'è ora? Perfetto, c'è ora buono, avanti, se ne può dire, come se ne può dire? Perché questo riuscivo da sarto e camarava a così, no? Come se ne andava? Ti giuro, non è possibile. Te ne ferma ancora una io l'applauso te lo faccio fare, dai. Aggiungai. Questo è uno che rimane così, merita l'applauso. No, però breve, perché uno che resta così passa l'angioletto restano così a vita, E poi io stavo a tenere che camerava così, no? Giusto che c'erano due carabinieri, all'angolo della via Umberto, angolo via Tennea, insomma, faccia la Villa Bellini, c'erano due carabinieri di servizio, come ho visto non è questo che passava, tutto. Uno dei eroi dice, ma mischino, la natura non fu buona qui, L'altro collega dice, sì, vero, ci provate che bello vestito che è.